strada Messina-Catania, il tratto interessato dalle frane dell'alluvione di ottobre 2009. Sono lavori in tutto il tratto tra le gallerie e i torrenti, sono camion e ruspe in attività. Qui siamo piano Cutili, galleria, ogni paese è diviso dalle gallerie, da lunghe gallerie dell'autostrada. I paesi che ovviamente sono dentro questi grandi canaloni, bacini di raccolta dell'acqua. Gli incastrati fra i Monti Peloriani sono molto rividi, scendono velocemente verso il mare Ionio. Tra un tunnel e l'altro ovviamente c'è un viadotto. I torrenti sono stati scavati quasi tutti. C'è una pulizia generale dell'alveo del torrente che ha liberato il letto qui. Ci sono grandi lavori di ristrutturazione del quartiere proprio sopra le zone delle frane. Qui si vede un palazzetto dello sport con tanto di tensostrutture costruito nel torrente, che ha ristretto notevolmente la sede di scorrimento delle acque, in uno slargo proprio in prossimità del paese di Scaletta. E evidentemente quando il torrente scava uno slargo nel letto del fiume è perché in quel posto si sono accumulati tanti contributi di vari torrenti, di vari ruscelli che portano l'acqua in quel punto a scavare uno slargo. Ora, se in quello slargo viene occupato per costruire un edificio o viene ristretto, è ovvio che nel momento in cui c'è la piena, lì si accumula una quantità di acqua notevole e siccome il letto viene ristretto è ovvio che la portata aumenta, cioè la velocità con cui scorre l'acqua. La velocità con cui scorre l'acqua diventa molto forte e travolge sul suo passaggio qualunque cosa. Questo è quello che succede nei paesi, perché i paesi sono praticamente incastrati fra le colline. Il bacino di raccolta è molto grande perché le montagne sono molto ripide e quindi quando piove una quantità enorme di acqua diventano dei fiumi in piena e travolgono ogni cosa al passaggio. Se il letto del fiume è ridotto, esondano e finiscono dentro i paesi.